Dottoressa Salvo, altri interessantissimi appuntamenti qui al Giardino della Colimbetra. Proprio così, il primo weekend di giugno al Giardino della Colimbetra si tiene appuntamento in giardino, che è una manifestazione nazionale che si svolge in contemporanea in tantissimi beni del FAI, ma anche in tanti altri parchi e giardini italiani. È una manifestazione infatti promossa da AGP, quindi Associazione Giardini e Parchi Italiani, ed è qui, ecco, giunta alla sua ennesima edizione, perché quale posto migliore del Giardino della Colimbetra per attività all'aperto. C'è la consueta visita agronomica del nostro bene paesaggistico, ma c'è anche un'estemporanea di pittura ad opera dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo e poi una piccola novità, un laboratorio creativo per adulti e bambini in cui produrremo assieme il sapone al naturale, quindi con i fiori, gli oli e le piante di questo luogo. Può fare un sapone al latte e miele, si può fare il sapone anche con la frutta, volendo. Ma il latte e miele aggiungendolo a questi ingredienti o sostituendo qualcosa? No, aggiungendolo all'acqua. Allora, la soda può raggiungere anche 70 gradi. La temperatura ideale per metterla nel sapone è intorno a 40-42 gradi. Mettiamo la soda nell'acqua. Mescoliamo. Non lo usiamo, ma ce l'abbiamo. Io lo uso pazzo. Io sì, il sugo, qualsiasi. Mezzo litro e lo versiamo qua. Mezzo litro quanto di sapone viene? Allora ne verrebbe uno così grande. Fare un sapone non è così difficile, è facile. Basta avere l'accortezza di proteggersi, perché la soda caustica, come dice proprio la parola, è caustica. E successivamente noi possiamo aromatizzarli come vogliamo, possiamo colorarli, li mettiamo nelle formine e abbiamo un nuovo sapone. Sì, poi Professore Lopilato, lei è una fucina di idee, oggi di cosa parliamo? Oggi più che parlare abbiamo ripreso una bellissima collaborazione con l'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento per portare i loro giovani artisti a misurarsi con il nostro paesaggio, a rappresentarlo nelle loro tele. Quindi una sensibilità nuova, diversa da quella mia, dell'agronomo paesaggista che ha il compito di curare quotidianamente questa cosa, di coltivarlo. Loro hanno il compito di rappresentarlo con la loro sensibilità, con la loro arte. Noi siamo felicissimi di questa iniziativa e siamo sicuri che questa collaborazione con l'Accademia e con i suoi giovani studenti continuerà a dare dei frutti meravigliosi. Giovanissimi, alle prime armi già hanno fatto dei bellissimi capolavori. Beh, diciamo che ho trovato delle espressioni del paesaggio della Colimpetra piuttosto segrete che pensavo di conoscere solo io. Loro li hanno raccolti, sono veramente bravi, sono molto contento. Professore Rizzo, una bellissima iniziativa qui al Giardino della Colimbetra, di cosa si tratta? Allora, l'idea è stata, siamo stati contattati, noi dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento, siamo stati contattati dal dottor Lopilato, che ha avuto questa idea di organizzare questa estemporanea con i ragazzi appunto di pittura dell'Accademia. Come potete ora ben vedere, i ragazzi sono molto bravi con tutto ciò che, ad esempio, loro due sono di primo anno, ma hanno già una maestria pittorica molto interessante. Ovviamente non c'è cosa più bella di poter fare un'estemporanea in questo luogo. Io considero un piccolo paradiso, viva di colori, di natura, il pregio della provincia di Agrigento, no? E quindi loro da artisti devono sfruttare queste risorse che abbiamo nell'arte, nella pittura. Quindi i giovani si avvicinano ancora alla pittura? Fortunatamente sì, anzi, fortunatamente possiamo dire che c'è molto interesse ultimamente, negli ultimi anni, nell'arte, nella pittura, quindi sta ritornando principalmente anche la pittura figurativa che fino a qualche decennio fa un po' si era allontanata. Siamo con due giovanissime artiste dell'Accademia Michelangelo di Agrigento, Cristina di San Cataldo e Romina di Sommatino. Una esperienza bellissima in questo posto favoloso.
Sì, esattamente, abbiamo cercato di ricreare ciò che vedevamo nei nostri quadri e diciamo che ci siamo riuscite, almeno per quel che sembra, è piaciuto praticamente a tutti e siamo comunque contente che i nostri lavori vengano apprezzati così tanto. Quindi una passione che diventerà lavoro. Sì, ci crediamo.